Buongiorno a tutti, possiamo cominciare. Grazie di essere arrivati e di esservi posizionati nei posti giusti. Adesso passo la parola ai nostri colleghi e poi al dottor Tettamanti. Vi ricordo che Terrae è un'associazione senza scopo di lucro e che organizziamo una volta all'anno una serie di eventi che termineranno con una specie di fiera il 26 e il 27 in piazza 20 settembre. Grazie, ciao. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti a questo incontro e intanto vogliamo ringraziare innanzitutto tutte le scuole che hanno permesso a noi ragazzi di essere qui, agli insegnanti che ci hanno accompagnato e a quelli che ci hanno ceduto le ore. In questa sala sono presenti praticamente tutte le scuole di Pordenone, o gruppi o classi, quindi c'è il Bendramini, l'Ipsia Zanussi, il Grigoletti, il Pertini, il Majorana e il Kennedy. Io sono Diana, sono rappresentante dell'istituto del Kennedy e loro sono due miei colleghi. Buongiorno, intanto mi presento, io sono Matteo Bendramini, un alunno del Kennedy, sono in quinto anno. Intanto vorrei parlarvi, quest'anno la manifestazione Terrae è giunta alla sua terza edizione e gli organizzatori hanno scelto come filo conduttore della serie di eventi l'alimentazione. L'alimentazione è un argomento molto importante per tutti noi, ma soprattutto per noi giovani, in quanto tra qualche anno inizieremo a lavorare e dovremo vivere in un mondo in continua evoluzione e in cui cambia anche il modo di alimentarsi, il modo in cui gli alimenti vengono prodotti. Proprio per questo motivo lo staff di Terrae ha deciso di dedicare due manifestazioni appunto a noi alunni delle scuole superiori per cercare di farci capire meglio quella che è l'ecologia dell'alimentazione, perché magari molti di noi sono abituati a pensare che il cibo vada semplicemente dal frigo sulle nostre tavole passando per la cottura, mentre ogni alimento, anche più semplice, in realtà inizia un lunghissimo percorso che magari parte da altri continenti ed è importante capire il costo di ogni alimento, dalla culla alla tomba, per poter comprendere il suo effetto sul nostro clima. Buongiorno a tutti, io sono Adriano Pillon, rappresentante dell'Istituto del Kennedy e vi ringrazio anche io personalmente di essere qui e passo subito alla presentazione dell'ospite di oggi. Vi presento il relatore professor Massimo Tettamanti, che è un chimico ambientale e anche criminologo forense, che per capirci indaga sui reati che possono commettere le aziende quando inquinano il suolo, l'acqua o l'aria, o anche su prodotti che vanno a finire sul commercio, insomma prodotti tossici ad esempio. Detto questo, però il professore si occupa anche di molte altre cose, come ad esempio è il presidente di iCare Italia ed è pure il cofondatore del NEIC. iCare Italia, dunque, in inglese sarebbe International Center for Alternatives in Research and Education, in sostanza è il centro internazionale per la ricerca e l'educazione alternativa, il cui acronimo stesso, iCare, in inglese significa "o cura, a me importa", sottolineando ancora di più la spinta etica alla base contro la sperimentazione sugli animali. E infatti iCare è contro una scienza che uccide e provoca sofferenza degli animali. Il NEIC invece è il Centro Internazionale di Ecologia della Nutrizione. È un comitato scientifico interdisciplinare proposto allo studio degli impatti delle scelte alimentari lungo tutta la catena di produzione e di consumo del cibo, relativamente alla salute, all'ambiente, alla società e anche all'ecologia. L'impatto ambientale l'obiettivo del NEIC è individuare dei cosiddetti punti critici di impatto ambientale in modo da proporre e avere quindi il minimo delle modifiche alimentari per ottenere il massimo del beneficio.
Speriamo comunque di poter affrontare l'argomento che è scottante appunto in questi giorni, che è quello della vivisezione, con il professor Tettamanti magari una prossima volta, ben sapendo che le conferenze del professor Tettamanti sono molto richieste e lui appunto è molto conteso fra le varie organizzazioni e istituzioni. E detto questo, oggi ci occupiamo di ecologia della nutrizione, tema sul quale il dottor Tettamanti ha scritto un libro con la professoressa Raffaella Ravasso. Il libro è edito da saicosamangi.info ed è praticamente esaurito, ma speriamo di reperire qualche copia per le vostre biblioteche personali. Quindi spero di aver presentato bene il relatore, al limite lui potrà aggiungere qualcosa per un'autopresentazione, e lascio la parola al dottor Tettamanti, che è un onore avere qui, ricordandoci che ieri sera aveva una conferenza a Genova, insomma, quindi è venuto di corsa per noi qui a Pordenone. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di questa lusinghiera presentazione e grazie per gli organizzatori, grazie agli organizzatori per avermi invitato a parlare di un tema che è uno dei temi a cui tengo di più ed è uno dei temi di cui in realtà si parla meno sui giornali, in televisione e spesso anche nella rete. Io oggi ho solo due problemi. Il primo problema riguarda un po' la difficoltà a spiegare un po' quello che faccio, perché quello che faccio di lavoro è abbastanza semplice. Se qualcuno di voi ha visto il film Erin Brockovich ha già capito che tipo di lavoro faccio. Cioè in pratica cerchiamo di dare un sacco di mazzate giuridiche a tutte quelle industrie che inquinano illegalmente e che creano un sacco di morti per inquinamento di suolo, aria o acqua. Questo è quello che io faccio di lavoro. Come volontariato faccio invece un lavoro di conferenze e di altri progetti per quanto riguarda cercare di spiegare qual è l'impatto ambientale dell'alimentazione, che rispetto all'impatto ambientale chimico del normale inquinamento che tutti noi in qualche modo conosciamo o pensiamo è assolutamente molto maggiore, ma è molto sottostimato sia dai legislatori sia dai comunicatori come i giornalisti eccetera. Il secondo problema è che è un argomento vasto ed è assolutamente e scientificamente dimostrato che l'attenzione di uno studente dura al massimo 20 minuti. Dopo 20 minuti l'attenzione, e vi dico 20 minuti quando l'argomento interessante al relatore in qualche modo riesce ad appassionare. Comunque 20 minuti è il limite massimo, infatti non invidio i vostri docenti che devono tenere lezioni che sono sicuramente molto più lunghe. L'attenzione di un bambino dell'asilo è massimo 1 minuto, 60 secondi. Vedete voi se oggi volete assomigliare più a uno o per altro. Io cercherò di essere sintetico nella mia presentazione, cercando di rimanere in un tempo abbastanza breve per poi lasciare spazio alle domande, eventualmente un dibattito o degli approfondimenti. Se ci sarà tempo, non lo so se ci sarà tempo, vi parlerò anche nello specifico di un progetto che forse è il più ambizioso che in questo momento stiamo tentando. Se poi c'è tempo, magari 10 minuti ve li rubo anche alla fine per discuterlo, vedremo. Però in realtà oggi parliamo di ecologia della nutrizione, cioè di quanto noi impattiamo sull'ambiente con quello che sono le nostre scelte alimentari. Purtroppo l'Italia, ve lo dico già, ha ancora una mentalità che voi non conoscete perché siete giovani, che è la mentalità del dopoguerra. Nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, in Italia non c'era cibo o c'era cibo di scarso valore nutrizionale e quindi il concetto era mangia tanto, ti vedo denutrito, mangia tanto, quindi quei cibi ipercalorici, iperproteici che erano rari da avere, tipo la carne, il formaggio, erano considerati un qualcosa di positivo perché la gente era sottonutrita, denutrita. Nel mondo moderno, attuale, il problema non è la malnutrizione per difetto, noi qui cibo ne abbiamo, in Italia, ma in tutta Europa, il problema è la malnutrizione per eccesso. La prima causa di morte in Italia e in Europa è la malnutrizione per eccesso, cioè si mangia troppo e si mangia male. Io mi occupo di crimine e sappiate che ci sono in Italia circa 600-700 omicidi
e quando sentite il telegiornale si parla sempre degli omicidi, è un tema scottante, anche i politici parlano sempre della sicurezza. Se vogliamo parlare delle cause di morte legate alla cattiva alimentazione, stiamo parlando di 600.000, 700.000 contro 700. Quindi questa è la disparità di informazione. Del crimine classico di omicidio si parla sempre, delle principali cause di morte in Italia e in Europa non se ne parla mai. Anzi, i cibi che fanno peggio alla salute sono quelli che sono più finanziati dalle istituzioni. Quindi il discorso non è scientifico, potete capire. La generazione prima di voi non ce l'ha fatta a capirlo, però perché aveva pochissime informazioni. Voi che siete già più giovani, siete già più abituati a cercare le informazioni in giro, avete una mentalità molto più aperta e capite bene che se i principali fonti di finanziamento, i soldi vengono usati per finanziare i cibi che fanno male, per abbassarne il costo e quindi aumentarne il consumo, il discorso che c'è dietro è tipicamente esclusivamente economico e non certo né scientifico né salutistico. Quello che vi dirò è tutto dimostrabile e se volete poi io sono in contatto con gli organizzatori, per cui chi volesse approfondire sia con libri sia con articoli posso mandare tutte le informazioni che servono, perché la comunità scientifica è concorde nel dire che abbiamo un problema globale a livello alimentare. Io ho un problema a far partire la presentazione, ecco. Qua non credo che lo leggiate, quindi lo salto. Non solo come la comunità scientifica italiana, ma anche quella internazionale, dà delle indicazioni molto precise. Questo è un report del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite del 2 giugno 2010. Dichiarazioni che sono chiarissime, quindi dal punto di vista scientifico, ne ho riportate alcune. Senza ombra di dubbio il consumo di alimenti animali, carne, pesci, latticini è una delle cause primarie di impatto ambientale, inquinamento, effetto serra e spreco di risorse. Uno spostamento globale verso un'alimentazione vegana è vitale per salvare il mondo dalla fame e dagli impatti peggiori del cambiamento climatico. Non so se sapete cos'è un'alimentazione vegana, è un'alimentazione che è esclusivamente a base vegetale. Cioè chi ha un'alimentazione vegan non si nutre di carne, latte, formaggio e uova. Questo non lo dicono delle associazioni animaliste che ovviamente magari sono contrarie alla macellazione di animali e sono per il benessere degli animali, ma lo dice proprio il report delle Nazioni Unite. Sappiate che dovunque voi andate a cercare su internet, e se andate a cercare i buoni principi alimentari, vi diranno che l'alimentazione deve essere principalmente a base vegetale. Tradotto, non so se qualcuno di voi si nutre nei fast food, tipico senza far nomi, McDonald's o burger, quello che volete, sappiate che le corrette indicazioni dicono che non dovreste farlo più di una volta al mese. Vedo qui che sicuramente non tutti erano a conoscenza di questo fatto. Io non sono un educatore, quindi non vengo a dirvi che cosa dovete fare nella vita. Io sono qui soltanto a formarvi e a darvi quelle informazioni che non troverete in altri ambiti e sicuramente non troverete nelle pubblicità. Dopodiché è una vostra totale libera scelta. Sappiate solo una cosa, per come è andato il mondo a livello di inquinamento globale delle generazioni prima della vostra, è andato da schifo. E voi siete l'ultima generazione che può effettuare o effettuato voi un cambiamento o i vostri figli avranno degli enormi problemi di salute. Quindi la scelta è vostra, perché chi è venuto prima di voi ha fallito in maniera globale e planetaria. Tutto il discorso di oggi, lo dico subito perché sono ancora nei primi 20 minuti, è legato al fatto che gli animali vengono usati come macchina di produzione alimentare. Se voi andate a mangiarvi l'hamburger o se mangiate la bistecca o se bevete del latte, quegli alimenti vengono da un utilizzo dell'animale, ma gli animali non crescono da soli, questi animali vanno nutriti per crescere, per produrre a loro volta dei prodotti animali. Tenete conto che mediamente per produrre 1 chilo di carne servono 15 kg di cereali. Si chiama questo indice di conversione. Quanti chili servono di cibo vegetale per creare 1 chilo di cibo animale? Tenete conto che per far aumentare di 1 chilo di peso corporeo un vitello
servono 13 kg di cibo vegetale, non per produrre 1 chilo di carne, per farlo aumentare di 1 chilo di peso corporeo. Tradotto, gli animali consumano tantissimo e producono tantissimo, e producono pochissimo, consumano tanto, 15 kg per produrre 1 chilo. Tenete conto che per produrre, coltivare questi 15 kg di cereali serve acqua, servono trasporti, serve poi trasformazione, serve energia, serve tutto una serie di passaggi. Quindi per questo che l'alimentazione che si basa prioritariamente, principalmente su un'alimentazione a base vegetale, salta il passaggio dall'animale. Il problema più grave è l'acqua. Alcuni di voi saranno in famiglie più o meno di 4 persone. Pensate a quanto voi stessi, quanta acqua avete consumato stamattina da quando vi siete alzati dal letto. Se qualcuno è andato a dormire, perché qualcuno magari è saltato la notte. Per chi è andato a dormire, quando si è alzato, è andato in bagno, ha fatto colazione, avrà fatto la doccia, o comunque si è lavato, si è lavato i denti dopo colazione. Dopo è scontato, poi magari qualcuno non l'ha fatto, però tendenzialmente, mediamente dovrebbe essere così. Quando vi lavate i denti, cosa fate? Aprite il rubinetto e fate scorrere l'acqua. Anche quando ve la state lavando, cioè alcune volte l'acqua scorre ma non la state utilizzando, la state in qualche modo sprecando. Quindi il consiglio che viene spesso dato è: aprite l'acqua, usate quando vi serve, la chiudete, spazzolate, vi lavate i denti e poi la riaprite quando vi serve. Chi non lo fa, ovviamente consuma acqua maggiore. Pensate a quanti litri avete consumato già da stamattina, pensate quanti litri consuma una famiglia media di 4 persone in un anno, lavando la casa, innaffiando le piante, tutto quello che volete. Sono circa 500.000 litri d'acqua in un anno. Con la stessa quantità d'acqua si possono produrre 5 kg di carne. Quindi vi sentirete dire l'ex presidente del WWF, sempre senza fare nomi, Fulco Pratesi, a un certo punto, quando gli dissero ma cosa bisogna fare per non sprecare così tanta acqua, lui fa: cercate di farvi meno docce. Io sconsiglio assolutamente questa cosa per ovvia convivenza civile, e quello che vi dico è: semplicemente mangiate meno carne. Anche solo con un hamburger in meno al mese avete risparmiato più acqua che non evitando di farvi la doccia. Perché serve tanta acqua per coltivare i vegetali, poi tutta l'acqua che serve per far bere gli animali. Tenete conto che un bovino beve decine di litri di acqua al giorno, tutta l'acqua che serve per la trasformazione e che viene persa. Vedremo poi che purtroppo quest'acqua molto spesso non è acqua europea, è acqua di altri paesi, perché l'Europa non è in grado di gestire tutti gli animali di cui gli europei si nutrono, ma lo vedremo dopo. Altro problema: molti di voi avranno, la mia generazione, io ho 44 anni, nella mia generazione il problema della foresta amazzonica era molto sentito. Alcuni noti cantanti come Sting, gli U2 organizzavano le marce per la tutela dell'Amazzonia o comunque delle foreste pluviali, cosa che spero che tutti noi siamo d'accordo che queste foreste non debbano essere distrutte, sia perché sono una grande fonte di biodiversità, sia perché sono il polmone verde della terra. Sapete che se noi continuiamo a produrre CO2, c'è un riscaldamento globale, le piante consumando CO2 potrebbero in qualche modo compensare l'impatto industriale e umano all'effetto serra. E tutti dicevano: dovete riciclare la carta, non prendete i fogli e buttate via, cercate di riutilizzare la carta o di riciclarla. Ed è nato tutto un progetto per il riciclo e il recupero della carta. Anche adesso, quando fate la raccolta differenziata, la carta non la buttate via insieme al resto, la riciclate, e va benissimo, è giustissimo, perché impatta poco a livello ambientale. Sapete quanto impatta tutto il consumo di carta sulla foresta amazzonica? 3%. Quindi quando si è fatto tutte quelle marce, quelle manifestazioni, si parlava del 3% del problema. Il 60% del problema, il grosso del problema, è l'allevamento di bovini, perché nei paesi del nord Europa, nel Nord America, hanno consumato i pascoli, hanno consumato l'acqua, per i motivi che dicevo prima. E allora cosa hanno fatto? Gli allevamenti si stanno spostando in Centro e Sud America, nelle foreste pluviali, che sono degli habitat che non vanno bene, perché sono foreste molto delicate, non sono le colline svizzere. E quindi le mandrie, andando dentro, distruggono tutto e portano a desertificazione. Quindi tutti coloro
che sono andati alla manifestazione e si sono nutriti di prodotti animali nella stessa giornata sono stati in qualche modo inconsapevolmente, non è una cosa dolosa, non è un qualcosa fatto voluto, inconsapevolmente sono stati mandanti di questo disastro, spostandosi verso un'alimentazione a base vegetale, che è quella che fa meglio alla salute, e diminuendo il consumo di prodotti animali. Abbiamo un miglioramento noi e abbiamo un impatto estremamente potente a livello planetario per quanto riguarda anche il consumo delle foreste pluviali. Come vedete il 60%, è tantissimo. Qui si è bloccato il computer, per cui nel caso faccio anche senza. Scusate un attimo che riprovo. Ok. Un gruppo tedesco ha provato a fare uno studio per capire se per l'effetto serra era più inquinante le macchine o le mucche. Nel senso che le macchine inquinino lo sappiamo tutti, non sto neanche più a dire, producono CO2 o producono gas serra, partono in atmosfera e creano il problema. Infatti molto spesso ci sono le giornate dove c'è il blocco del traffico per cercare di diminuire l'impatto. Tutto il sistema dei trasporti mondiali impatta sull'effetto serra per il 13%, è tanto, è veramente tanto. L'alimentazione impatta per il 18%. Uno dice, da dove vengono i gas serra? Tendenzialmente dalle scoregge degli animali. Voi ridete, ma è così. Le deiezioni degli animali, tutto il lavoro intestinale, eccetera, produce metano, produce una serie di gas che sono più impattanti rispetto alle macchine. Lo so che questa cosa fa ridere, sembra un assurdo, però sinceramente questa è la realtà. Le deiezioni animali sono un impatto rispetto all'effetto serra molto maggiore rispetto al sistema di trasporti, tanto che in Olanda hanno detto che la cosa migliore, in Olanda è un paese dove l'utilizzo della bicicletta ad esempio è molto più diffuso per via di quella che è la struttura sociale olandese rispetto ad altre nazioni, e hanno dato un vincolo massimo agli allevatori per il numero di animali per non impattare eccessivamente sull'effetto serra. Perché l'Olanda è stato il primo paese? Perché l'effetto serra cosa vuol dire? Mandi gas serra in atmosfera, si alza la temperatura, si sciolgono i ghiacci, si alza il livello dell'acqua, l'Olanda va sotto. Sapete che l'Olanda è costruita spesso sotto il livello del mare, quindi sono bravissimi, sono i migliori al mondo nel controllo delle acque, perché se si alza il livello dell'acqua l'Olanda va sotto, quindi sono i primi al mondo. Per voi è diverso, ma già se qualcuno vive a Venezia, se parte l'effetto serra non è più controllabile, Venezia, che è già sott'acqua spesso per motivi già di suo, sarebbe la prima città colpita in Italia. La prima nazione al mondo sarebbe l'Olanda, oltre a alcune isole che però hanno un impatto culturale e sociale minore. I tedeschi hanno fatto uno studio dicendo: vediamo cosa vuol dire cambiare alimentazione rispetto all'impatto delle macchine. Hanno preso una BMW come macchina di riferimento e hanno fatto vedere che chi ha un'alimentazione a base vegetale impatta vedete c'è scritto 281 km oppure 629 km in funzione se una persona consuma prodotti biologici o meno. Consumare un prodotto biologico impatta meno che consumare un prodotto convenzionale. Questo era già noto, loro l'hanno trasformato in chilometri in macchina. Chi ha uno stile tipicamente vegetariano, cioè non mangia carne né pesce ma latte e uova li consuma e formaggi consuma, ha un impatto di circa 2000 km. Chi ha un'alimentazione onnivora, come immagino il 99% di voi, ha un impatto che è superiore ai 4000 km l'anno. Questo è per dirvi quanto anche per l'effetto serra le nostre scelte alimentari sono dominanti, sono fondamentali. Mi si continua a bloccare perché qualcuno non ama molto quello che sto dicendo. Tanto per dire, qui probabilmente non lo leggete ma ve lo dico io, questo problema è talmente grave sia a livello di impatto ambientale che di consumo di risorse, che anche le istituzioni non scientifiche o che non si occupano di inquinamento, che non si occupano di animali come la Caritas, inizia a fare appelli agli europei e agli americani. In questo caso è una pubblicità che poi chi vuole può venire a vederla da vicino,
che invita assolutamente a diminuire il consumo di carne, altrimenti diventiamo dei predatori di risorse. Predatori di risorse vuol dire questo, e sono quasi, guardate, quasi alla fine del mio intervento. È uno studio della rivista Newsweek che ha calcolato quanto consumano gli statunitensi, non gli americani, la popolazione degli Stati Uniti in un anno. Consumano 21 milioni di tonnellate di carne, latte e uova. 21 milioni di tonnellate è tanto, ma sapete che è una popolazione comunque abbastanza numerosa, una nazione grossa, popolosa, e in più sapete anche che gli americani hanno un enorme consumo di prodotti animali. Per loro la bistecca, l'hamburger è la base della loro alimentazione, da noi tendenzialmente la pasta, per loro principalmente è la carne. Quindi 21 milioni di tonnellate sono tante. Per produrle sono stati consumati 145 milioni di tonnellate di cibo vegetale. Quindi 145 milioni in entrata, 21 in uscita. Gli animali, come dicevo prima, il problema è sempre questo: consumano tanto, producono poco. La differenza, dove va quel cibo sprecato? In deiezioni, in ossa, in deiezioni, e quindi con tutti i problemi già detti, la differenza sono 124 milioni di tonnellate di cibo vegetale sprecato. 124 milioni di tonnellate. Con quel cibo si possono nutrire tutti gli abitanti della Terra per lo stesso periodo di tempo, per lo stesso anno. Questa è la differenza fra un'alimentazione principalmente a base vegetale, e non dico esclusivamente a base vegetale, non sono per dirvi dovete diventare tutti vegan, dovete smettere di consumare qualsiasi prodotto di origine animale. Questo è un vostro percorso che verrà col tempo e con quelle che saranno le vostre scelte di vita. Comunque, come società, indirizzarsi verso una sana alimentazione anche per noi, per diminuire le nostre cause di morte, salverebbe una quantità di risorse pazzesca. Quando vedete, lo so che sono polemico, però è della mia natura, quando vedete quelle pubblicità dei bambini africani che stanno morendo di fame, spesso si utilizza l'Etiopia. Lo so perché abbiamo un programma di collaborazione con il ministro dell'ambiente dell'Etiopia. Si usa spesso le foto dell'Etiopia e si dice non piove mai, non c'è acqua, non c'è cibo, i bambini muoiono. In realtà in Etiopia i campi che vengono coltivati, l'acqua per produrre ci sono, cibo viene prodotto, è che quel cibo non va alle persone, quel cibo non va neanche a delle persone direttamente, ma viene utilizzato per nutrire gli animali di cui poi gli europei si nutrono. Qui abbiamo parlato degli Stati Uniti, è facile dare addosso agli Stati Uniti, tutti danno sempre addosso agli Stati Uniti per tutti i motivi. In realtà l'Europa è peggio, perché secondo la Commissione europea dice che l'Europa ha abbastanza terre fertili per nutrire tutti gli europei, cioè noi non avremmo bisogno di andare a rubare cibo, acqua o terre fertili a nessuno nel mondo, a nessuno. Siamo ricchi come società, adesso c'è la crisi e lo siamo di meno, ma indubbiamente rispetto all'Africa siamo ricchi. Io sono spesso per lavoro in Asia e vi dico che rispetto a loro stiamo decisamente bene. L'Europa, quindi noi potremmo essere totalmente dei liberatori di risorse, perché non dobbiamo predare, non dobbiamo andare a portarle via, possiamo usare le nostre e ne abbiamo a sufficienza per nutrire tutti gli europei. Ma siccome l'alimentazione è entrata in un circolo vizioso dove la carne che faceva bene nel dopoguerra è diventata, invece di essere il cibo che si mangia la domenica, e il cibo da ricchi è diventata la cosa più normale, costa €1, ovviamente il consumo è straripato e siamo il 500% di più di quello che dovrebbe essere per una corretta alimentazione. Quindi cosa succede? Succede che gli europei, cioè le risorse europee, sono in grado di nutrire solo il 20% degli animali di cui gli europei si nutrono. Quindi o tutte le persone o solo il 20% degli animali di cui le persone si nutrono, capite? È un mezzo che consuma tanto e produce poco. Quindi cosa succede? Diventiamo predatori, e lo prendiamo in Etiopia, lo prendiamo in Brasile, dove ci sono 60 milioni di denutriti e ci sono 30 milioni di ettari di terre fertili che vengono utilizzate per produrre cibo che poi viene dato agli animali e non alle persone. In Colombia si coltiva di tutto. Per quanto riguarda, adesso parliamo solo di alimentazione, per l'alimentazione ci sono 45 milioni di ettari coltivabili. Di questi 45, solo 5 servono per produrre cibo per l'alimentazione, gli altri 40 sempre mangimi per animali.
perché l'animale consuma tantissimo e dobbiamo andare a prendere. L'India, altro paese dove il centro eye care che è stato citato prima, nasce in India. In India è un altro dei paesi che viene preso come posto dove la malnutrizione per difetto è nota. Il 75% dei prodotti animali indiani non viene consumato dalla popolazione ma viene esportato. Noi siamo i predatori di tutto questo. Noi portiamo via acqua, terre e risorse a paesi che sono meno fortunati e meno sviluppati rispetto a noi. Per questo che anche addirittura una Caritas, che non si è mai occupata né di animali né di ambiente, inizia ad avere dati a sufficienti per dire cambiate le vostre abitudini alimentari. Questa non è una scelta politica, perché affidarsi alla politica sappiamo bene cosa vuol dire, sappiamo bene che cosa ha portato finora. Non è neanche una scelta internazionale, questa è una scelta diretta che noi, ciascuno di noi può fare. Ovvio che poi esistono delle responsabilità politiche e industriali, ma se noi continuiamo a richiedere una quantità spropositata di cibi inquinanti, l'industria ce lo fornirà e la politica continuerà a agevolarlo, perché saremo noi a continuare a chiederlo. Tanto per dirvi, a livello di produzione mondiale il 34% dell'agricoltura viene utilizzata per le persone e il 66% per gli animali, consumati poi da un numero limitato di persone. La cosa drammatica è che negli Stati Uniti la percentuale sarà ancora l'87% del territorio serve per nutrire gli animali. In Europa il 77% del nostro territorio viene utilizzato per nutrire animali, non persone. Drammatica la situazione nei paesi in via di sviluppo, che sono Cina e India in particolare, che stanno prendendo il peggio di quello che noi occidentali siamo riusciti a creare. Noi abbiamo sia creato il peggio, sia fatto le analisi dicendo che questo che abbiamo stato fatto è stato un errore. Quindi abbiamo l'errore e abbiamo la consapevolezza dell'errore. I paesi che si stanno sviluppando teoricamente potrebbero sfruttare la consapevolezza dell'errore e invece stanno prendendo solo e esclusivamente l'errore, quindi creando una situazione che sarà ancora assolutamente peggiore. È una libera scelta dei cittadini, delle persone, delle associazioni o comunque delle strutture sociali che si stanno venendo a scegliere. Voi siete parecchio giovani e molti di voi non hanno in qualche modo il controllo totale della propria vita, perché siete in famiglia, perché avete tutta una serie di situazioni, ma fra non molto sceglierete magari un certo tipo di università, un certo tipo di lavoro, avrete un'indipendenza economica che vi permetterà di fare molte più scelte rispetto a quelle che avete adesso e diventerete dei professionisti di varie discipline. Questo discorso, che è il più grave discorso di impatto ambientale, di consumo di risorse, riguarda tutti, riguarda ovviamente chi si appassionerà all'ambito scientifico, a livello giuridico, a livello di diritto internazionale è indubbiamente un tema che sarà dominante, a livello economico sarà sempre più dominante, perché ormai l'economia non è più l'economia di Pordenone, è un'economia globale, per cui qualsiasi sarà la vostra scelta, ma anche a livello filosofico, linguistico, questo problema diventerà sempre più importante. Ripeto, matematicamente siete l'ultima generazione. Chi vi ha preceduto ha sbagliato e voi potete o continuare nell'errore oppure farvi anche un po' più furbi di chi vi ha preceduto. La scelta è vostra e io mi interrompo vedendo che ho sforato neanche di tantissimo e se ci sono, mi fermerei un attimo per vedere se ci sono eventualmente delle domande o degli approfondimenti o altro. Grazie intanto per l'attenzione. Allora, intanto che aspettiamo, faccio la domanda a noi. Ripeto la domanda perché non so se tutti hanno ascoltato.
C'è un vostro collega che conosce, evidentemente ha approfondito già questo tema, perché ha saputo che per risolvere questo problema c'è l'idea di creare della carne sintetica, cioè di creare un qualcosa che possa avere lo stesso tipologia di contenuto in macro e micronutrienti, ma senza risolverebbe un duplice problema: l'uccisione magari di animali e l'impatto ambientale, l'impatto sociale che questo discorso fa. Allora, è assolutamente vero, si va verso in questa direzione perché si è notato che è difficile cambiare abitudini alimentari. Cioè è molto difficile. Per i giovani è più facile, perché il giovane l'ha scoperto di tutto, quindi fa prove e può ancora cambiare. Ma arrivati a una certa età i cambiamenti sono estremamente difficili. E quindi, soprattutto per le generazioni, diciamo così, senza voler offendere nessuno, ma gli over 40 tendenzialmente non cambiano più le abitudini alimentari, per cui anche facendogli presente i possibili danni alla propria salute oppure i danni all'ambiente o altro, fanno una enorme fatica, anzi di solito non cambiano, tradotto. E quindi l'idea di creare artificialmente in maniera sintetica lo stesso cibo senza impatto. Io vedo assolutamente con favore questo discorso, ho solo paura che i tempi e la sicurezza di questi alimenti potrebbero essere un po' a rischio. I tempi perché ovviamente magari quando qualcosa va in televisione si fa vedere come se fosse già la scoperta di l'angolo, invece ci vuole ancora parecchio tempo. E in più non necessariamente qualcosa costruito in laboratorio, anche se sembra identico a ciò che invece è naturale, le nostre conoscenze scientifiche non sono mai così approfondite da sapere che quel cibo può essere perfettamente sicuro. Quindi questi due temi vedo questo discorso come un futuro un po' lontano, ma comunque lo vedo sicuramente con favore. Se volete approfondire questo argomento, io vi consiglio un libro che non solo per l'alimentazione, ma anche per quanto riguarda tutti i discorsi sociali, che è Piano B di Lester Brown. Se vi appassiona l'ambito sociale, l'ambito di rapporti fra il nord e il sud del mondo e vi appassiona il discorso anche sull'ambiente, Piano B è stupendo. È Lester Brown che ha creato, è un collaboratore delle Nazioni Unite e creatore del World Watching Institute, che ha fatto i calcoli su tutti quelli che sono gli impatti ambientali, come la politica potrebbe modificare il tutto. Oltre a dire mangiate meno prodotti animali, fa vedere quanto è possibile un'inversione di tendenza, cioè noi abbiamo decenni di danni. Questi danni non sono irreversibili, per cui un cambiamento sociale, culturale può fare salvare ancora la situazione. Il problema non è la tecnologia, perché la tecnologia c'è, le tecnologie ambientalmente sostenibili ci sono. Il problema non è tanto la nuova generazione, perché la nuova generazione è 1000 volte più aperta rispetto alle altre generazioni. Il problema è il tempo, che possiamo invertire la rotta ma abbiamo pochissimo tempo a disposizione. Fa un esempio che vi consiglio veramente di approfondire. I nostri nonni, i nostri genitori, fino ai miei, non i vostri, hanno affrontato guerre mondiali. Cioè si trovavano di colpo che la vita cambiava completamente, perché nascevano dalle guerre mondiali. Quando parte una guerra mondiale, tutto ciò che era sicuro un minuto prima non è più sicuro, non è più sicuro la vita, la morte, non è più sicuro il lavoro, non è più sicuro niente. Cambia completamente la vita. In quel caso noi siamo tendenzialmente, noi qui, non in altre nazioni, siamo più fortunati perché non è prevista, ma può capitare di tutto, una nuova guerra mondiale. Quindi noi siamo più fortunati di chi ci ha preceduto, ma abbiamo un problema che è meno visibile, cioè non ci sta arrivando la bomba in testa da degli aerei che ce la stanno sganciando sopra, ma abbiamo un problema di impatto ambientale che andrà esponenzialmente peggio, per cui i tempi di reazione della nostra società, secondo Lester Brown, dovrebbero essere gli stessi come se non avessimo una guerra mondiale, con tutti i vantaggi di non averla. Però se dobbiamo cambiare adesso e subito. Tutta la tecnologia come questa della carne sintetica assolutamente la vedo con favore. Ho paura che in questo caso i tempi possano essere un po' troppo lunghi rispetto alle necessità di azione. Qualche altra domanda? Prego.
No, è giusto far sentire a tutti la domanda senza ripeterla. Io una domanda che non ho capito, nel senso, comunque anche a scuola adesso ci fanno comunque un'educazione all'alimentazione, facendoci tra virgolette capire quali sono le cose sane, quale sarebbe la corretta alimentazione per noi stessi, e da sempre, nel senso, almeno nel percorso scolastico, ci hanno sempre insegnato il fatto che la carne, le uova, il formaggio sono comunque degli alimenti essenziali per la nostra salute, per la nostra alimentazione, per le sostanze che ci forniscono. Cioè, invece lei sta dicendo che si potrebbe evitare tutto questo, ma nel senso, perché stanno continuando ad educarci allora in maniera sbagliata? Allora, da un punto di vista di che cosa sia possibile o meno, tutti gli studi scientifici vi posso fornire, e non lo sto dicendo io, lo stanno dicendo proprio tutti i più grossi studi scientifici, dall'Istituto Oncologico Europeo a tutti quanti, dicono che i prodotti animali non sono necessari. Allora, dicono due cose: uno, che bisogna variare l'alimentazione, perché così se uno fa degli errori alimentari, se continua a variare, tendenzialmente bilancia eventuali errori. Seconda cosa, bisogna essere principalmente a base vegetale. Poi, chi volesse fare delle scelte vegetariane oppure vegane, completamente vegetali, può tranquillamente farlo, perché tutti gli studi scientifici lo sostengono. Devo dire che l'Italia, a differenza di tantissime altre istituzioni, è un po' indietro su questo, perché un conto è dire mangiate principalmente vegetale, e un conto è dire che alcuni alimenti sono assolutamente essenziali. Questo assolutamente non è così, e sfido chiunque, perché abbiamo tutta la documentazione. È un problema culturale, è un problema che veniamo veramente dal dopoguerra. Vi faccio un esempio: io vengo dalla clinica ambientale. Per la creazione del centro di ecologia della nutrizione mi sono specializzato in nutrizione e benessere. Ho fatto un master, di cui non faccio nome per non essere polemico, all'Università di Milano. È un master che si chiama nutrizione e benessere. È il master che serve per addestrare i nutrizionisti italiani, quindi un master di alto livello. Io poi non faccio educazione alimentare perché mi occupo di altro, però avevo bisogno di queste competenze, sennò non potevo parlare con un oncologo, perché non avremmo parlato la stessa lingua. C'è stato il giorno che si è parlato del fatto che il nutrizionista di adesso può trovarsi a dover interagire con delle culture, delle religioni differenti, che hanno magari dei principi religiosi alimentari, anche magari in certi casi molto rigidi, oppure con un'evoluzione culturale che sta portando più gente orientata verso l'alimentazione vegetariana o vegana. Quindi il nutrizionista si trova a queste persone. Quando è venuto fuori il discorso vegetariano, perché un nutrizionista aveva una famiglia buddista vegetariana, e quindi ha detto: ma quel vegetariano si intende con l'utilizzo anche di latte e latticini, è possibile? La risposta è stata sì, ce la può fare. Guardate che tutti gli studi scientifici dicono che fra l'alimentazione onnivora, cioè che mangia di tutto, e l'alimentazione vegetariana, quella vegetariana è nettamente migliore per la salute, netto, proprio non c'è studio che non dica questa cosa. Si parla comunque di latticini, di uova. Io, che sono provocatore di natura e non potrei essere altro che non un rompiscatole, ho fatto una domanda dicendo: io non sono un nutrizionista, però già che ero in argomento ho fatto un po' di chiaro. Io ho una famiglia jainista, quindi fa così, non so se sapete, il jainismo cos'è? Una religione, più che una religione, una dottrina spirituale contemporanea del buddismo, non esistente in Italia, praticamente conosciuto, dove l'alimentazione è rigidamente vegetale, anzi, non si nutrono di quei vegetali il cui consumo presuppone l'uccisione della pianta, cioè la carota e la patata sono delle radici, quindi per mangiarsi la patata uno deve strappare la pianta, che la pianta muore. Loro non si nutrono neanche di questo, quindi sono dei vegani strettissimi. E io ho detto provocatoriamente: io ho una famiglia jainista, e questi qua ovviamente non sapevano cosa fosse il jainismo, perché non è conosciuto, non perché fossero ignoranti loro. Tradotto, sono vegani, e loro hanno detto: ma un vegano dopo 4 anni è morto. Questa è la situazione. Io sono vegano da 19 anni, e lì ovviamente mi sono alzato e ho fatto outing, perché ho detto: guardate, sono vegano da 19 anni,
sto bene, insomma, mi mantengo in salute, eccetera. Però questa cultura italiana è durissima, perché la cultura, veramente la cultura della carne, che ce l'aveva mia nonna non c'è più, ma da mia nonna lo posso, quando io ho fatto una scelta alimentare di un certo tipo, quindi per mia nonna è stato un trauma. Quindi anche dopo 10 anni che stavo da Dio, stavo benissimo, da una certa alimentazione, mi ha detto mangia questo, per così cercava di infilarmi il prosciutto di nascosto, cioè da mia nonna questo discorso l'accetto, perché lei veniva dal discorso dove morivi di fame, per cui la botta ipercalorica anche una volta a settimana certo che era d'aiuto, perché sennò non moriva, quindi in quel momento c'è. Adesso la botta ipercalorica è quello che ti crea l'aumento del colesterolo e diventa la prima causa di morte in Italia, quindi mia nonna può non capire questo, ma il corso, che ripeto, non voglio essere polemico, per cui non dirò dove l'ho fatto a Milano, all'Università di Farmacia, il corso per nutrizionisti dovrebbe portare tutte le cose. Quindi guardate, io non sono quello che dice cosa deve fare agli altri, però non ditemi che è assolutamente necessario, perché assolutamente non lo è, anzi l'alimentazione vegetariana è indubbiamente più salutare, l'alimentazione vegana ha esattamente gli stessi vantaggi, quindi assolutamente. Poi ognuno deve fare quello che si sente, però non mi date, così come io non dico indicazioni precise, dovete far così, che anche gli altri non vengono a dire bisogna far così altrimenti si muore, perché dico che assolutamente non c'è. E ripeto, se volete con gli organizzatori io posso mandare tutte le informazioni che ci sono, questo lo dicono la comunità internazionale sui tumori, l'associazione dei dietologi americani, l'associazione dei dietologi svizzeri e del Canada, tutti quelli che hanno fatto questi studi dicono che assolutamente, anzi ho una nota polemica, concludono dicendo che gli specialisti della nutrizione dovrebbero agevolare chi vuole indirizzarsi verso un'alimentazione a base vegetale, non neanche estremamente, neanche dice vegani, estremisti fanatici, a base vegetale. Il responsabile, lo specialista di nutrizione dovrebbe aiutare le persone che fanno questa scelta, consigliando ad esempio tutti quei cibi che sono magari poco conosciuti, che permettono quella variazione continua che è necessaria comunque per il buon corretto dell'organismo. Colgo magari l'occasione, visto che la domanda è stata fatta dalla studentessa del Kennedy. Noi abbiamo fatto un'assemblea di istituto e quindi esorto magari le altre scuole a trattare l'argomento all'interno della scuola in questi momenti. Si è scatenata una polemica dopo l'assemblea per appunto aver trattato determinate tematiche e c'erano dei docenti che praticamente hanno detto ok va bene, la verdura ok va bene, però i nutrizionisti praticamente dipingono il genitore come un assassino nel caso che nel momento in cui decide di non dare l'apporto proteico a dei neonati sulla base di carne, insomma. Ecco, volevo sapere insomma qual è la sua posizione su questo. Allora, dato per scontato che genitori idioti sono di tutte le categorie sociali e di tutte le scelte ideologiche, e quindi io ho seguito dei casi terrificanti di genitori con delle ideologie che non rispettavano neanche i minimi principi, i primi principi di cautela. Ad esempio, può capitare che una persona, soprattutto in giovanissima età, possa avere delle carenze anche se si deve mangiare giusto. Può capitare, si sta sviluppando, può esserci di tutto. Può capitare che qualcuno di noi può avere un fisico magari non in grado di gestire bene il ferro o il magnesio o altre cose, quindi ci possono essere ad esempio delle persone che non perché mangiano male, ma perché proprio il loro corpo non funziona in maniera perfetta, che ogni tanto per certi periodi possono avere bisogno di integratori. Quindi se uno si tiene sotto controllo medico e gli manca qualcosa, prima di prendere un integratore prova a cambiare alimentazione. Ovvio che se qualcuno ha mancanza di vitamine perché non mangia mai frutta, forse prima di prendere un integratore forse fa prima dargli della frutta come principio. Però ci sono state delle famiglie vegane che quando c'è stata una carenza si sono rifiutati per ideologia di dare un integratore, quindi con situazioni terrificanti, perché quei bambini non avevano la capacità di sintetizzare una certa proteina, quindi va aiutato da un punto di vista farmaceutico, perché altro non si può fare, e si sono rifiutati per un discorso ideologico.
Quindi quelle situazioni ci sono sempre e in tutti i casi. Il fatto che un'alimentazione principalmente vegetale sia utile in tutte le età, ripeto, è qualcosa che ormai è totalmente dimostrato e posso fornire tutte le prove da tutti i principali centri alimentari del mondo. Questo vi dico, non credetemi, non è importante che mi crediate o meno, ma è assolutamente dimostrato. Il problema è che qualsiasi alimentazione va variata e che comunque i controlli, soprattutto a una certa età, in fase di sviluppo, vadano fatti con precisione, e se ci sono delle carenze vuol dire che o c'è un errore nel modo di alimentare, perché può esserci, oppure c'è una necessità di integrazione. Tenete conto di una cosa: se andate a vedere la FAO, l'Organizzazione per il Cibo e l'Agricoltura, e se andate a vedere sul sito, c'è il reparto sulle principali cause di morte che sono spesso collegate all'obesità. Se andate a vedere l'Italia adesso non si colloca terza, ma fino a 3 anni fa l'Italia era la prima al mondo per obesità infantile, cioè 36% di bambini in sovrappeso o addirittura obesi. Finché sono piccoli, finché sei un ragazzo non hai problemi, ma crescendo questo diventa un problema. Questo è principalmente legato invece a un'alimentazione piena di grassi saturi come quelli delle proteine animali, e questo comunque è il problema principale. Ciò non toglie che, ripeto, spesso un'ideologia stretta che non rispetta le prescrizioni mediche può fare danni pesanti in tutte le classi sociali, in tutte le forme di ideologia. Questo purtroppo è indubbiamente successo. Però non prenderei un esempio di una persona così ideologicamente stretta da non dare nessun contributo farmaceutico, io lo porterei come fosse un problema alimentare. Lì è un problema psichiatrico, se non c'è. La mia idea è che guarda sia un problema psicologico. Ma se dicono che mangiare il cibo vegetale fa bene, perché le dicono che le patatine fritte fanno male al salute? È vero. No, giusto. Allora, la domanda è assolutamente corretta e mi piace il cuore a dover rispondere perché sono un enorme amante delle patatine fritte, quindi faccio molta fatica. In generale il cibo vegetale migliore. Ci sono alcuni cibi vegetali che per via di come vengono trattati, per via di tutto quello che del metodo di produzione, tipo la frittura, che non è il problema della patata, è il problema della frittura. Non fate battute, ragazzi, è il problema della frittura. È quello il problema, perché tutti i grassi saturi presenti nella frittura sono difficilissimi da gestire, hanno un assolutamente pessimo impatto. Per cui purtroppo, così dopodiché io le mangio tranquillamente, però cerco di controllarne il consumo perché in effetti sì. Così come, lo dico, l'olio di palma è un alimento totalmente vegetale, ma è talmente tanto pieno di grassi saturi, la cui produzione ha un impatto totale, che io sconsiglio di usare. Per cui se avete dell'olio di palma in casa, meglio prendere altri tipi di olio. Non è tanto diffuso in Italia, per fortuna, però è un cibo vegetale con un enorme impatto ambientale e un bruttissimo impatto sulla salute, quindi anche nel vegetale ovviamente sì, c'è l'effetto discorso. Prima si parlava che il problema principale è la cultura che c'è, perché penso che ognuno di noi abbia almeno una nonna che quando ci dice ma dai, ma guarda sei bianco, mangia, no? E oltre a questo noi siamo una generazione che ci troviamo alle spalle una grandissima responsabilità, come diceva prima, perché abbiamo poco tempo per risolvere tanti problemi. Noi nella nostra scuola abbiamo voluto almeno provare a affrontare il problema proponendo un'assemblea d'istituto dove si parlava appunto di questo. Infatti un po' di risultati li abbiamo avuti, no?
E la mia domanda era: cosa possiamo fare oltre a questo per informare la gente? Perché il problema è che le persone non sanno le cose, perché penso che poi ognuno di noi, riflettendoci, le cose le capisca, insomma. Il problema è appunto che manca l'informazione. Cosa possiamo fare noi per informare tutti coloro che per esempio oggi non sono qui e che quindi non hanno avuto... Ho una doppia risposta, perché la risposta più semplice teoricamente sarebbe quella di dire, preparando del materiale, diffondendo del materiale, adesso perché la nuova generazione è molto più avanti, perché prende un video, lo mette su YouTube e può diffonderlo immediatamente. Prima era molto difficile avere questo, per cui non voglio colpevolizzare completamente le generazioni che vi hanno preceduto, ma non avevano questa disponibilità di informazioni. Esatto, quindi questo tipo di situazione velocizza l'informazione, la fa girare a una velocità pazzesca, quindi questo è il primo discorso. Quindi l'informare, io consiglio l'utilizzo della rete, perché è quello che può permettere di più, anche non direttamente i propri compagni di classe, a cui uno può portare un volantino stampato, però ormai stiamo ragionando a livelli molto, molto maggiori. Quindi questo è quello. Il secondo consiglio che vi do è questo: conta ancora tanto a livello sociale il titolo di studio e chi sei. Cioè, io dicevo queste cose che avevo 17 anni e voi potete andare a dire queste cose alla vostra età senza problemi, ma finché sei un 17enne che va a parlare con qualcuno, ah sì, tu sei un giovane pieno di ideali, ma vedrai che poi cambi, eccetera eccetera. Quindi quando dovrai portare a casa lo stipendio vedrai che cambierai. No, cioè, assolutamente non è così, anzi, almeno vedendo poi nel percorso universitario che ho fatto e gli altri studi, chi arriva con un cuore motivato poi raccoglie tutte le informazioni per essere ancora più motivato. Chi non era motivato prima, ovvio che poi raccoglie i pegni e le informazioni, quindi tenderà magari a essere meno attivo, questo sicuramente. Però la situazione sociale conta molto. Quando io dicevo queste cose non mi ascoltava nessuno. Raggiunto un certo tipo di livello sociale, quando lo dico, l'ha detto il professor Buttamanti, dicevo esattamente le stesse cose, ma prima a quest'età non siete creduti, a quest'età siete considerati degli idealisti, delle persone che tanto poi cambierete, quando avrete i veri problemi cambierete. Il problema è che chi vi dice così è il problema, chi il problema l'ha creato e non... Se riusciamo a far capire queste cose ai nostri coetanei, quindi è già tantissimo, perché siamo noi comunque il futuro, quindi quando noi riusciamo a impartire queste lezioni ai nostri coetanei è già un passo avanti. Questa è la base, perché la base è culturale, però ripeto, attenzione che è importante anche poi un livello di formazione. Vi faccio un esempio. Allargo un po' l'argomento, ma solo per spiegare. Fino a qualche anno fa, quando c'era un inquinamento ambientale, quindi c'era, classico esempio, la camorra, la malavita organizzata o una ditta che sversa nel suolo un sacco di prodotti cancerogeni, diffusissimi in Italia, assolutamente detto. Non c'erano né i tecnici né i giuristi, cioè non c'erano né i chimici né gli avvocati né i magistrati in grado di gestire il problema. Quindi cosa succedeva? Che partivano i processi e sono tutti andati in prescrizione perché il personale non era preparato, perché non c'era il personale preparato. Se guardate tutti gli avvocati che si occupano di queste cose, sono dei non laureati, cioè sono specializzati, per cui tenere il cuore di un certo tipo, fare informazione e poi se volete più vi specializzate più siete utili. Cioè è utile anche chi crea un blog dove c'è discussione, tutto è utile, ma se siete degli specializzati potete anche punire chi ha fatto delle cose pessime e è una soddisfazione impagabile, cioè veramente impagabile. Penso che comunque alla
alzandoci appunto a questo argomento a cui ho appena risposto, sia magari importante aprire una piccola parentesi. Ci sono delle classi quinte che sono portate a fare una scelta universitaria e sappiamo bene come sia strumentalizzato all'interno dell'università diciamo queste ormai obsolete, visto che lei comunque è il presidente dei CAR, saprà meglio di me insomma illustrare quelli che sono i diversi problemi magari brevemente insomma. Siccome è un altro argomento lo accenno un po' così, proprio per dire, ve lo accenno con un esempio. Siamo andati da un docente universitario di altissimo livello a proporre un metodo di ricerca che è stato sviluppato nel 2009 negli Stati Uniti, non è mai stato utilizzato in Italia. Questo metodo è avanzatissimo, permette di valutare se una sostanza ha un impatto ambientale o meno a costi bassissimi, permette di non utilizzare neanche un animale, quindi non presuppone nessuna forma di vivisezione, riesce a fornire delle informazioni della sostanza, se è inquinante, cancerogeno o meno, senza spendere tanti soldi e senza vivisezionare nessun animale. Ci è stato rifiutato da tutti i docenti perché non erano in grado di saperlo usare. Siamo riusciti a farlo passare solo a dei ricercatori di 28 anni, specializzati anche in ambito informatico, che hanno magari doppia laurea in biologia e in informatica e che l'hanno trovato eccezionale. Guardate che una cultura molto del dopoguerra è quella che è difficilissima da sradicare. Esistono delle tecnologie sia in ambito di ricerca che in ambito ambientale fantastiche. La macchina a energia solare, dove nessuno dovrebbe più fare benzina in vita sua, esiste da 25 anni da un punto di vista scientifico e uno può andarci in giro così. L'energia solare, ad esempio, in certi casi non è sufficientemente potente per fare alcune cose, indubbiamente, però per i trasporti le macchine di energia solare potrebbero fare, nessuno di noi spenderebbe più un euro in benzina, con tutti i discorsi di inquinamento che verrebbero risparmiati. Lo stesso nella ricerca medica, ci sono dei metodi che permettono di fare uso ad esempio all'Istituto Oncologico Europeo a Milano, non utilizzano più animali nella ricerca da 20 anni e utilizzano i tumori umani mantenuti vivi in coltura, anche questo tutta cose americane, principalmente statunitensi, studiano direttamente sul tumore umano mantenuto vivo in cultura, quindi direttamente studio sull'uomo a favore dell'uomo senza dover vivisezionare nessun animale, senza essere fermi a tecnologie vecchissime. Guardate, so che non mi crederete, lo so, però ve lo dico lo stesso, tanto cosa ci prende. Le leggi europee e internazionali che tutelano la salute umana dall'immissione sul mercato di sostanze chimiche nuove, che dovrebbero tutelare la salute umana, sono ferme dal punto di vista scientifico al 1927. Cioè l'ultimo cambio scientifico per tutelare la salute umana è avvenuto nel 1927. Da lì in poi è cambiata la legge come nella parte giuridica, ma non nella parte scientifica. E la legge così con una differenza che sembra assurda, ma è legata al concetto di inquinamento, che è questa. Nel 1927 c'erano sostanze chimiche nuove, non sapevano come fare, cosa facevano? Lo davano agli animali. Se l'animale stava bene, non sviluppava tumori, non sviluppava patologie, lo davano alle persone. Se l'animale moriva, sviluppava tumori, gravi patologie, non veniva dato alle persone. Questo era il principio del 1927. Probabilmente il legislatore di allora non aveva tante possibilità, insomma. Quindi, diciamo così, può essere brutto o bella questa cosa, però difficile giudicare un secolo dopo. Adesso la situazione è questa. Si dà la sostanza all'animale per legge. Se l'animale sta bene, non sviluppa tumore, non sviluppa patologia, allora viene venduta e data all'uomo. Se l'animale muore, sviluppa tumore, sviluppa gravi patologie, viene comunque venduta e data all'uomo. Perché ormai è riconosciuto che ogni specie animale reagisce a sé. Quindi invece di cambiare l'ambito scientifico che tutela la salute umana mettendo dei filtri alle sostanze peggiori, adesso siamo liberi tutti. È possibile vendere qualsiasi sostanza. La sostanza più studiata al mondo
è la diossina. Non so se qualcuno di voi segue un po' l'ambito ambientale. Negli anni 70 e 76 a Seveso, i vostri docenti sicuramente lo sanno, a Seveso ci fu una fuoriuscita di sostanze chimiche da una ditta con sversamento veramente di quantità enormi di diossina, con problemi sociali, ambientali e pazzeschi, che ancora oggi si pagano tutte le conseguenze. È la sostanza più studiata al mondo. Se la date al ratto, il ratto muore immediatamente. Se la date al criceto, il criceto sta benissimo. Può vivere a semi e diossine e non avrebbe nessun problema. E sono due specie animali simili, indubbiamente, dalla categoria dei roditori, quindi immaginate le differenze. Con la legge attuale, se una persona fosse spregiudicata, purtroppo ce n'è, è possibilissimo commercializzare la diossina e arrivare alla sperimentazione sull'uomo di diossina. Perché così non si fa con la diossina, perché essendoci già stato il disastro si conosce l'effetto, quindi se qualcuno lo fa viene messo in galera, ma per tutte le sostanze chimiche nuove, alcune peggiori, questo si fa tranquillamente. Ve lo dico perché le persone che più si prestano a una sperimentazione di sostanze chimiche nuove da essere messe sul mercato anche in ambito farmacologico, la legge impone per i farmaci, dopo aver sperimentato su animali e indipendentemente dal risultato ottenuto su animali, di sperimentare su volontari sani. Quindi per ogni preparato farmaceutico servono 100 persone perfettamente sane. Alla stragrande maggioranza di queste persone sono studenti universitari di prima università. Primo perché le persone devono essere maggiorenni, perché se no non possono farlo. Possono essere uomini o donne, è vietato sperimentare sulle donne incinta, per ovvi motivi, che almeno quello è indubbiamente. E la maggior parte sono studenti universitari che si prestano a queste sperimentazioni di sostanze chimiche nuove potenzialmente mortali. In Inghilterra, nell'ultima sperimentazione nota, dei primi 12 su cui hanno provato sono morti 5. Non sempre è così, ma questo è normale, e ve lo dico perché chi di voi andrà in università si ritroverà spesso nelle bacheche delle offerte di lavoro che durano circa una settimana per circa 1.500 euro con un numero di telefono. Il 90% sono sperimentazioni perché hanno bisogno di trovare perché vanno sui giovani? Perché il volontario deve essere sano, quindi un 60enne non lo fa. In più lo studente universitario ha una carente disponibilità economica, nel senso che dipende ancora dai genitori, quindi vorrebbe avere una maggiore dipendenza. 1.500 euro non mi fanno schifo in una settimana, col fatto che posso portarmi i libri, perché vai in clinica, ma a parte i prelievi di sangue e l'ingestione della sostanza, poi non è studio, è normale. E quasi tutti lo trovano, e quello normalmente non sono studenti di medicina o di biologia o di scienze, sono studenti di letteratura, filosofia o lingue, che non sanno purtroppo assolutamente nulla, e vengono ingannati dicendo: guardate, stiamo sperimentando una sostanza nuova, ma sappiamo già essere innocua perché l'abbiamo sperimentato sugli animali. Devono dirvi così, altrimenti non vi convinceranno mai. Se io vi dicessi: guardate, c'è questa sostanza, l'abbiamo provata, il ratto è morto, il cane è stato male ma non è morto, e il criceto è stato benissimo, siete disposti per 1.500 euro a sperimentarla? Probabilmente io devo trovare 100 di voi, perché se no non posso commercializzare la mia sostanza. Se io parlassi in maniera onesta, io scommetto che qui dentro, che siete il doppio, credo quasi il triplo, devo convincere 1 su 3 di voi a partecipare a queste prove. Se vi dico: guardate, il ratto è morto, il cane sta male però non è morto, è così, e il criceto sta benissimo, ci state? Probabilmente non comincerò mai. 2.000 euro, 3.000 euro per fare questa cosa non lo faccio. Se io vi dico: guardate, quando non ho la prova qui con me non posso lasciarvela, ma ho partecipato, io dimostro meno anni di quelli che ho, con la faccia da cretino che mi ritrovo e senza barba sembro più giovane. Ho partecipato a una sperimentazione in Svizzera, perché i tedeschi sperimentano sui turchi, gli svizzeri sugli italiani e gli italiani sugli italiani. In Svizzera io l'ho sperimentato e avevo gli occhiali con la telecamera per un giornalista svizzero che poi ha fatto un programma su quella che è la RAI, l'equivalente della RAI svizzera. La domanda non è mai stata: allora vi diciamo che purtroppo un giorno alcuni animali muoiono, altri stanno bene, non abbiamo nessuna idea di quello che succede con l'uomo, dobbiamo trovare 100 fessi per fare questa prova. Non vi dicono mai così.
hanno iniziato in questo modo. Ve lo giuro su quello che volete, tanto non mi conoscete. Vabbè. Comunque, buongiorno cari fortunati. Siete fortunati perché la legge mi impone di testare, di somministrarvi delle sostanze che io so già essere innocue, altrimenti non posso vendere. In questo modo, forse non convinco tutti di voi, perché qualcuno magari non lo farebbe lo stesso, ma indubbiamente 1 su 3 ce la faccio. 2.000 euro, una settimana vi portate a studiare, vi faccio solo dei prelievi di sangue. Per chi non ha problemi col prelievo di sangue, ovviamente è una cosa abbastanza seria. Tenete conto che non è un'opinione mia, pensate a una farmacia, per ogni sostanza che vedete almeno 100 l'hanno dovuti trovare. E li hanno trovati, se no la sostanza non sarebbe in commercio. Se passa quella prova, allora va in commercio, mentre per le sostanze chimiche potenzialmente pericolose basta la sperimentazione su animali ed è indipendente dal risultato ottenuto. Quindi se l'animale muore comunque si può vendere, per il farmaco se l'animale muore comunque si può sperimentare sul comitato sangue. Questo è il principio. Siamo a una società che culturalmente, scientificamente, giuridicamente è ferma al 1927. Questo riguarda dall'alimentazione alla ricerca scientifica. Per questo che questa generazione è l'ultima, perché questo errore non si può più, ormai dopo 100 anni è troppo. 5 generazioni hanno fallito, voi siete la sesta e l'ultima. Se pensate che stia facendo del terrorismo psicologico è assolutamente vero. Abbiamo una domanda? Allora, volevo chiedere, per uno sportivo la sua alimentazione va bene? Sì, divido per chi fa, adesso generalizzo un po' perché se si parla di uno sport di resistenza, ad esempio la maratona, è super adatta perché è principalmente basato sul discorso energetico, basato sui carboidrati. Quindi il maratoneta non sarà mai un culturista, è tendenzialmente una persona molto magra e molto resistente. Quindi lì ovviamente c'è un forte invito agli atleti di resistenza a fare questo. Per un discorso, per invece lo sport di intensità, quindi quelli che fisicamente sono quelli molto muscolosi, insomma, quindi che hanno bisogno di un contenuto proteico molto maggiore rispetto a un atleta di resistenza o comunque rispetto a una persona media, in quel caso va bene, ma c'è chi dice che può andare bene così. Io personalmente consiglio un'integrazione con degli alimenti vegetali molto proteici, cioè sì, non solo legumi, ad esempio ci sono i derivati della soia che possono essere il tofu e il seitan, che sono sostanze ad altissimo contenuto proteico, che hanno un numero di proteine e di aminoacidi maggiori rispetto alla carne, ma non hanno i grassi saturi della carne, per cui per uno sportivo sono ovvi. Per chi fa sforzi di intensità, tipo io sono appassionato di rugby, per cui è uno sport dove lì il contenuto proteico va assolutamente integrato, quindi consiglio il cibo con una forma proteica perché se no... Non capito? No, assolutamente no, anzi c'è il vantaggio che non ci sono tutti i grassi che invece quasi tutti gli sport sono in realtà un limite, un peso, una zavorra inutile. Sì, io ne approfitto per porre al dottor Bettamanti un'altra domanda che non c'entra molto con l'alimentazione, ma comunque concerne l'utilizzo di terre coltivabili per altri usi. Per quanto riguarda i biocarburanti, quindi biodiesel e bioetanolo, cosa ci può dire? Sono veramente convenienti? Qual è il loro impatto sull'ambiente in definitiva? Per rispondere a questa domanda dovete avere chiarissimo il concetto, quello che si dice dalla culla alla tomba. Cioè, per valutare l'impatto ambientale di qualcosa non va valutato solo un impatto, ma tutto il percorso che arriva. Allora, io dico la mia, che questa cosa è totalmente soggettiva. Io vi divido sempre quella che è una mia interpretazione, che è soggettiva, da quelle che sono dei dati ufficiali di questo tipo. I dati su biodiesel, bioetanolo, eccetera, sono abbastanza contraddittori. Perché c'è chi dice benissimo questi hanno un impatto ambientale minore, ed è indubbiamente vero, ma hanno un consumo di territorio e di risorse maggiore.
ed è indubbiamente vero, e sono due tipi di impatto non confrontabili. Io, questa è la mia opinione super personale, sono comunque a favore di carburanti alternativi, comunque a favore. Però se mi venite a dire quando devo fare dei report per un legislatore, per la politica che mi chiede cosa fare, io dico vanno benissimo tutto, ma se mi parli di carburanti io ti dico energia solare, dove non devo consumare più nulla. Se non puoi farla per motivi legati all'industria del petrolio, allora è un altro discorso, però non è più un discorso scientifico, perché a questo punto questi carburanti secondo me sono migliori rispetto ai carburanti tradizionali, questa è la mia opinione, sono migliori, però c'è ancora di meglio, quindi buoni, ma se ci liberassimo dal petrolchimico avremmo l'energia solare e tutti andremo in giro con moto e macchine senza consumare assolutamente nulla se non l'energia solare. Queste culture che vanno a finire nel biodiesel sono comunque è del cibo che potrebbe essere utilizzato da quello che è il sud del mondo per soddisfare un bisogno. Esatto, è questo il problema, perché come impatto è indubbiamente meno inquinante, ma se facciamo tutto il percorso questo sottrae terreni, sottrae cibo, sottrae tutto, che invece in alcuni paesi che già sono impoveriti dal fatto che li portiamo già via risorse per la nostra alimentazione, se li portiamo via risorse anche per i nostri trasporti siamo proprio doppiamente predatori. Quindi ripeto, ovviamente questo problema non ci sarebbe se la nostra società cambiasse scelte alimentari, perché a quel punto ci sarebbe cibo per tutto e a questo punto sarebbe una scelta secondo me conveniente. Però ripeto, sui trasporti solare senza dubbio, anche perché a 25 anni che è possibile, mentre questi studi sono ancora in corso e li stanno ancora perfezionando, quindi tutto ciò che lo conosco da 25 anni lo posso già applicare, perché aspettare. Cercare di capire che perché non è permessa la macchina in energia solare, perché anche se fosse permessa una macchina, magari anche un po' costosa, il risparmio economico sul medio e lungo periodo sarebbe enorme, perché uno deve fare più benzina, poi benzina che aumenta continuamente sarebbe otto. E sarebbe un discorso, perché se io avessi una macchina in energia solare e venissi qua con la macchina in energia solare, la maggior parte di voi lo vorrebbe, quindi sarebbe una richiesta a catena, quindi all'inizio costerebbero tanto, come tutte le cose nuove, all'inizio potrebbero permettersi solo magari chi ha una buona disponibilità economica. Ovviamente se qualcosa viene venduto a tutti, i costi diminuiscono. Chiaro, per quanto concerne la petrolchimica, che poi mantiene l'ingegneria della ricerca. Abbiamo una domanda? Buongiorno, allora io ho due domande, la prima è puramente curiosa, volevo sapere che cosa comprende la sua dieta, il suo regime alimentare, proprio nell'arco della giornata per esempio. E poi la seconda riguarda invece la sua posizione nei confronti degli OGM, in quanto appunto si parlava anche delle proteine sintetiche, della carne sintetica, che potrebbero sostituire altri prodotti alimentari e sostenere l'alimentazione soprattutto nei paesi più poveri. Qual è la sua posizione al riguardo? Grazie. Mi dicono che devo essere super sintetico, allora per quanto riguarda la mia alimentazione è patatine fritte e birra. Allora, no, adesso senza scherzi. La mia alimentazione, quella che dovrei tenere sempre, è principalmente frutta, verdura, carboidrati integrali, cioè pasta e pane integrale e legumi. Questa è la mia base. Col fatto che io mi sposto continuamente, non sempre per me è semplice o facile trovare, per cui posso poi faccio un sacco di eccezioni a questo discorso, nel senso che mangio sempre vegetali, ma non sempre così sano come questo discorso di base che è legato proprio direttamente a frutta, verdura, legumi e in qualche modo pane e pasta integrale. Questo come principio di base. Poi sul discorso degli OGM sarò veramente super veloce.
Da un punto di vista di immissione di OGM nell'ambiente io sono stracontrario, perché mi occupo di problema di inquinamento chimico. L'inquinamento chimico è un casino da gestire, però spesso dell'inquinamento chimico io conosco il punto di inizio, cioè se viene inquinato a un certo punto so che l'inquinamento si diffonde, ma so ritrovare il punto di inizio e quindi posso tendenzialmente cercare di contrastarlo. Un inquinamento di OGM con un passaggio batterico di piante di una caratteristica di un gene modificato, rischio che possa andare a chilometri di distanza, possa esserci una serie di inquinamento OGM dove il beneficio non vale il rischio, cioè i cibi OGM che sono stati creati non differiscono sostanzialmente da quelli che già ci sono, quindi mi aumentano un sacco i rischi ma non ho i benefici, a parte il fatto che a parte la fragola che i danesi si mangiano, io dico piuttosto che avere un inquinamento OGM, caro danese, non mangiarti la fragola, cioè è un rapporto costi-benefici. L'utilizzo della genetica o di tutta una serie di tecniche in ambito di laboratorio farmaceutico invece in ambito controllato, su questo invece non sono nettamente contrario, perché potrebbe dare invece in futuro qualcosa di utile. Ma se si parla di alimentazione, cioè di diffusione di OGM nell'ambiente, sono contrarissimo, perché il cibo non è sostanzialmente diverso, però il rischio di inquinamento genetico incontrollabile è indubbiamente molto maggiore. Allora, dopo questo dibattito vogliamo segnalare una conferenza che potete vedere qua dietro, che si terrà sabato prossimo alle 5 del pomeriggio nella sala degli incontri dell'ex convegno di San Francesco, dove ci saranno due giovani filosofi che parleranno del rapporto che l'uomo ha con il mondo in cui vive, che purtroppo è un rapporto di sfruttamento e non di protezione. Noi praticamente ci troveremo, la nostra generazione ci troverà a risolvere, come diceva anche prima il dottore, delle difficoltà enormi che le generazioni attuali non affrontano e non si rendono conto di quello che fanno. Una delle definizioni molto importanti che troverete se andrete a visitare il sito del NEIC è quella di sostenibilità. Questo è stato un termine coniato nel XVII secolo dai tedeschi ed era apertamente un termine che riguardava gli alberi che venivano tagliati. Ora è diffuso in tutti gli ambiti e indica un tipo di sviluppo che soddisfa le necessità di oggi, ma che soddisferà tra 20 e 50 anni le necessità delle nuove generazioni. Quindi invitiamo tutti coloro che sono interessati a venire ad ascoltare Leonardo Caffo, che è un ragazzo che svolge, un signore che svolge una ricerca di dottorato di filosofia nell'Università degli Studi di Torino, e Marco Maurizi, che oltre ad essere un filosofo e ad aver scritto molte cose, collabora col blog Asinus Novus. Vi vogliamo ricordare che se siete interessati a questi argomenti potete lasciarci le mail per avere del materiale, potete venire nel blog del Kennedy per vedere cosa abbiamo fatto noi in istituto e tutte le informazioni che vorrete avere, e nei blog dei vostri istituti. Vi voglio lasciare con due domande su cui riflettere. Possiamo pensare la vita dell'uomo a partire da quella degli animali non umani? Possiamo solo osservare gli animali o possiamo anche essere osservati da loro? Invece vorrei parlarvi di quella che sarà la prossima edizione di Terrae, la quale sarà incentrata sulla sperimentazione sugli animali. Infatti questo problema è già venuto fuori nel corso della conferenza di oggi più volte. Un fatto del genere è portato anche agli onori delle cronache nelle ultime settimane. Sto parlando appunto dell'assalto da parte di alcuni animalisti al canile della Green Hill, nel quale vengono allevati animali, dei cani, per fini di ricerca, cioè destinati alla ricerca su farmaci o prodotti chimici. Quindi questo sarà il filo conduttore della prossima edizione, quella del prossimo anno. Noi saremo, visto che il dottor Tettamanti è un esperto anche in questo campo, saremo felici di avere ancora lui come relatore ed eventualmente
si regolerà con la professoressa Biliani per un eventuale incontro. Questo argomento è molto importante anche per tutti gli studenti che saranno intenzionati a proseguire gli studi in ambito scientifico, in quanto in moltissimi campi di ricerca vengono utilizzati animali e quindi si troveranno sicuramente ad affrontare questo problema nel corso della loro vita lavorativa o di studio. E si pone quindi il problema: essere liberi vuol dire poter scegliere, ma per scegliere è necessario conoscere bene il problema, altrimenti si tratta solo di una scelta apparente, non è una scelta che viene dal cuore. Sono delle classi che purtroppo devono entrare a scuola, gli altri rimangono qui finché non finiamo, insomma, non creiamo un caos ancora. E volevo ricordarvi la giornata dell'arte, il 9 giugno, al Parco San Valentino, sia l'8 che la giornata del tecnico, appunto organizzata dall'Istituto Tecnico Kennedy, sia il 9 che la giornata dell'arte. Volevamo lanciare una raccolta di tappi di sughero, appunto per quella che sarà la consulta del prossimo anno, la consulta provinciale degli studenti, in modo che il prossimo anno possono raccogliere, possono avere dei turazzoli, insomma, come si fa con i tappi di plastica, per poter insomma lasciare un messaggio di ecosostenibilità e di riciclo, e magari potrebbero appunto collaborare con delle aziende che riciclano questo materiale per della bioedilizia, diciamo l'edilizia di impatto zero. Il 9 giugno, appunto, in occasione della giornata dell'arte, Terra ha cambiato il proprio nome e verrà presente con installazione artistica interattiva sotto il nome di La Terra è dei giovani, appunto, e in collaborazione con la consulta speriamo, insomma, di avervi numerosi, e appunto anche per avvicinarvi a quello che è la realtà trattata da Terra è, magari iniziare a collaborare anche in mezzo alle scuole, appunto perché queste tematiche, come diceva il dottor Tetamantis, non abbiamo molto tempo e informare è il primo passo. Sempre inerente a questo argomento, ricordiamo che Terra ha proiettato in quanto sale della regione il film Sporchi da morire sul tema molto scottante dell'inceneritore e dei danni ambientali e della salute che le nanoparticelle, appunto, provenienti da questo inceneritore hanno sia sull'ambiente che sull'uomo. E ancora, appunto, per i rappresentanti dell'istituto e per la consulta, se siete intenzionati, insomma, a poter acquisire questo film per poterlo diffondere, sarebbe una bella cosa, insomma. E detto questo, do la parola all'organizzatrice, insomma, di Terra per insomma, una chiusura. Grazie. Grazie a tutti e voi per aver partecipato, per essere anche intervenuti con le vostre domande e con le vostre considerazioni. Ringraziamo in particolare il professor Tetamanti e i vostri 3 colleghi che hanno fatto un egregio lavoro. Una cosa sola ancora. Oggi pomeriggio si parlerà insieme al professor Tetamanti e al professor Pinelli di alimentazione soprattutto vegetariana e soprattutto per i bambini, o comunque sull'importanza della verdura nell'alimentazione. Quindi se volete venire o portare i vostri genitori, ben venga. Venerdì prossimo, stessa cosa, mattina per le scuole medie e pomeriggio per chiunque, se volete venire a parlare di patatine fritte, ovvero di cibo spazzatura. Grazie a tutti e alla prossima.